Amici, bentrovati in questa nuova puntata di Dio pro Die. Siamo all'interno dell'oratorio dei Salesiani qui alla Teodolce a Sassari e siamo in compagnia ancora una volta di Don Vittorio Pisu a distanza di un anno per parlare poi di queste grandi giornate dedicate ai ragazzi. Infatti a luglio partirà questa nuova edizione, questa terza edizione di Estate Ragazzi, sicuramente giornate importantissime, anche un modo per, come dire, interagire, conoscere meglio i giovani poi del quartiere e non solo. Sì, abbiamo scelto diverse fasce d'età, quest'anno vogliamo potenziare un po' la fascia dei giovani, partiamo dai 5 anni fino ad arrivare ai 14 anni, l'età più difficile per noi salesiani, nel senso che hanno bisogno un po' di più attenzione e di tante cose in generale. Per avere bisogna faticare. Ecco che poi entra in gioco tutto il discorso con i vostri genitori. Mamma, mi dai un euro? Senza considerare che quell'euro è stato lavorato. Dice molto semplice essere condotti senza faticare. Qui alle mie spalle c'è Don Bosco che diceva buoni cristiani, onesti cittadini, e sicuramente i ragazzi vivono anche con questo messaggio così importante che Don Bosco ci diede un po' a tutti noi, no? Sì, questo è il motto che abbiamo preso in tutte le attività dell'anno, tant'è che l'Estate Ragazzi vuole essere un po' come quella attività che conclude tutte le esperienze dell'anno e vuole raccogliere un po' i suoi frutti. Nonostante questo, ecco, inizia l'Estate Ragazzi, si inizia a camminare, tenendo conto di tutta l'esperienza fatta durante l'anno. Don Bosco appunto diceva buoni cristiani, onesti cittadini, nel senso che appunto noi durante tutto l'anno puntiamo sempre alla messa domenicale, proprio per essere quel segno indelebile della presenza di Gesù nei giovani attraverso il Don Bosco oggi che continua a parlare nel cuore della gente. Io vorrei sapere, ma poi tutte queste manifestazioni servono anche comunque per portare i ragazzi in chiesa, perché c'è un po' di, forse di, non disaffezione, però insomma i ragazzi di oggi, ne abbiamo già parlato anche negli anni scorsi, oggi un po' disertano quella che è entrare in chiesa o ascoltare la parola di Gesù, la parola di Cristo. Ma non è che disertano, qua stiamo impostando l'oratorio in una maniera tale che l'attività, ad esempio l'attività del calcio, l'attività della pallavolo, l'attività del post-cresima, l'attività del ballo, confluisca tutto in quel banchetto che Gesù istituì nell'ultima cena, il Giovedì Santo, dove come conclusione di tutto un cammino fatto con i suoi, ecco che condivide il pane eucaristico che poi diventerà corpo, il corpo che lui ci ha lasciato alla presenza di Gesù viva. E noi stiamo cercando di impostare l'oratorio proprio come lo voleva Don Bosco, perché se poi andiamo a vedere l'origine della parola oratorio è il luogo dove si prega, orare, Certo. no? Pregare. Negli anni si è persa un po' questa parola qua, però ecco, c'è stato tutto un capitolo generale dove si sono radunati il Rettor Maggiore con tanti salesiani di tutto il mondo. Ritorniamo a Don Bosco. Cos'è che voleva Don Bosco?
nel suo ambiente. Ed ecco che poi tutte le attività sono finalizzate a quel banchetto eucaristico, dove i ragazzi vedo che vengono volentieri. Tra l'altro, Don Vittorio, a proposito di questo, io vorrei aggiungere e sottolineare una cosa importante, cioè siamo alla terza edizione di Estate Ragazzi. Il primo anno c'erano pochi ragazzi. Quanti erano il primo anno? Allora, diciamo un po' la storia, come diceva qualche altra salesiana. L'Estate Ragazzi è un'esperienza condivisa da tutta la congregazione salesiana. Nel corso degli anni si è fatta fino a un certo punto, più o meno ai tempi di Don Gaetano Galia, che è stato qua per tanti anni, ha impostato molto bene, ha fatto tanto del bene alla gente e a tanti giovani. Poi è successo che hanno preso in mano le salesiane. Le salesiane hanno impostato l'attività estiva, però così come è istituita adesso non c'era ancora. Quindi noi stiamo portando quell'idea di Estate Ragazzi, dove è in sintonia con tutta la congregazione salesiana. Siete partiti da pochissimi ragazzi, lo scorso anno c'erano 181 iscritti, quest'anno sicuramente sarà, io spero, una manifestazione ancora più importante, affinché poi tutti questi giovani, che lo ricordiamo dai 5 ai 14-15 anni, si ritrovino tutti insieme a giocare, scherzare, socializzare e, come dire, anche ascoltare un po' più spesso quella che è la parola di Dio. Sì, l'idea che c'è dietro in questa attività di Estate Ragazzi, lo vogliamo dire subito, non è il parcheggio dei bambini, ma noi facciamo proprio l'attività dove c'è tutto un filo conduttore che ogni giorno viene portato avanti, un momento formativo. Poi da quel momento formativo partono tutte le altre attività attraverso il gioco, attraverso i laboratori, attraverso tante attività, tante esperienze. Sono divisi per fasce d'età, perché è giusto che i bambini dai 5 ai 8 anni abbiano i loro spazi, con tutte le loro dinamicità. L'idea appunto che c'è di fondo è che non possiamo mettere un bambino di 5 anni con uno di 14, però il messaggio che vogliamo lanciare è proprio un messaggio comune alla portata dell'età che abbiamo davanti. È impostata tutta su un'esperienza di un gruppo di ragazzi che fanno attraverso l'estate, e da lì scopri la bellezza del condividere assieme un'esperienza, ma di cadere anche nel peccato, perché il peccato coinvolge tutti i cristiani. Però la cosa bella è che quando ritorni in sé, allora si fa festa, come il Padre misericordioso, che raccoglie quel figlio gioioso e in grazia di Dio. Mentre noi parliamo, intanto vedete, ogni tanto scorrono proprio le immagini di Estate Ragazzi dello scorso anno, di cui Teleregione ha seguito praticamente tutto il mese. Quest'anno sarà uguale, noi ci saremo, perché credo sia doveroso da parte nostra e giusto poi comunque far conoscere meglio quelli che sono i lavori dei religiosi, dei salesiani in questo caso, che tanto fanno poi affinché, ci ripetiamo, ma penso sia giusto così, si ritrovino a socializzare, a credere in qualcosa e a conoscersi, perché poi conoscersi è la cosa più importante, no? Sì, l'esperienza di gruppo è quella fondamentale, tant'è che Don Bosco, quando è partito con il suo oratorio, ha fatto gruppo. Inizialmente veniva sfrattato da tutti, Don Bosco mi dispiace ma per voi non c'è più posto. È partito da quell'esperienza di gruppo e dello stare insieme, che è la stessa esperienza che ha fatto Gesù con i suoi, ha fatto gruppo. Allora noi, Don Vittorio, la ringraziamo, ti ringraziamo. Avete capito, gli appuntamenti sono per luglio per quanto riguarda Estate Ragazzi, ma tutti coloro che qui a Sassari, nella zona di Latte Dolce, Sant'Orsola, eccetera eccetera, volessero iscriversi a questa grande kermesse anche di divertimento, di conoscenza e di aggregazione, lo può fare tranquillamente rivolgendosi proprio qui presso l'oratorio dei Salesiani a Latte Dolce. Ringraziamo Don Vittorio, voi che ci avete seguito, l'appuntamento e alla prossima puntata, arrivederci. Ciao.